60 milioni di euro per rinnovare l'ospedale di Legnago e per nuove assunzioni. La Regione ha dato il via libera al restyling del Mater Salutis, una risposta anche alle critiche dei giorni scorsi da parte del Partito Democratico che dava per irreversibile il declino del polo sanitario della Bassa. È fissato per giovedì l'incontro tra funzionari dell'azienda sanitaria e tecnici della Regione per dare il via alla progettazione del maxi intervento, alla luce dei 60 milioni garantiti da Venezia attraverso il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, quasi il doppio rispetto ai 31 milioni stanziati nel 2019 dal CIPE. Un intervento atteso da almeno un decennio del territorio per un ospedale che il Partito Democratico vede avviato verso il declino, con liste di attesa bloccate, carenza di personale, operazioni dimezzate. Alle critiche che scaldano la campagna elettorale in vista delle regionali, l'ULSS 9 risponde così. Rifaremo completamente un padiglione dell'ospedale con tutto quello che tecnologicamente e dal punto di vista organizzativo sono i nuovi crismi di organizzazione, quindi le piastre della sala operatoria tutte quante su un piano che faciliterà l'organizzazione del lavoro aumentandone anche la produttività. Rifaremo servizi correlati a questo, l'area della degenza, quindi un ospedale nuovo. A questo si aggiungeranno interventi nel blocco nord di adeguamento sismico e antincendio, oltre alla manutenzione straordinaria con l'adeguamento degli impianti elettrici, la ristrutturazione dell'endoscopia digestiva e della camera ardente e altri 2 milioni e mezzo di investimenti per attrezzature, macchinari come l'acceleratore lineare che dalla sua inaugurazione ha di fatto aumentato del 40% la redditività del reparto di radioterapia. Ormai prossimo anche il taglio del nastro del nuovo reparto di pediatria e neonatologia. Invariati i posti letto che rimarranno 400. Dopo le polemiche del Partito Democratico di Legnago sullo stato di abbandono del Mater Salutis dell'ospedale di Legnago, nelle scorse ore è arrivato un importante via libera dalla Regione. Sentiamo. Una manciata di ore fa erano arrivate le critiche del Partito Democratico per lo stato di abbandono in cui versa l'ospedale Mater Salutis di Legnago e poi, quasi a ruota, la decisione della Regione Veneto di approvare il progetto di riqualificazione presentato dall'ULSS 9 e non solo di raddoppiarlo, 60 milioni di euro anziché i 30 inizialmente preventivati. La prima cosa che mi sento di dire, ma lo dico veramente col sorriso sulle labbra, è un momento storico. Molto probabilmente rifaremo completamente un padiglione dell'ospedale con tutto quello che tecnologicamente e dal punto di vista organizzativo sono i nuovi crismi di organizzazione, quindi le piastre della sala operatoria tutte quante su un piano che faciliterà l'organizzazione del lavoro aumentandone anche la produttività. Rifaremo servizi correlati a questo, l'area della degenza, quindi un ospedale nuovo. Non risponde alle polemiche il direttore generale, dice solo che la politica è fatta di proposte concrete e aggiunge: alla riqualificazione si aggiungeranno nuove assunzioni, un'ottantina circa, e per quello che riguarda le tempistiche dei lavori il cronoprogramma arriverà a breve. Organizzeremo giovedì, perché a fronte di una notizia che come sapete è arrivata sabato, giovedì ci troviamo già con i tecnici della Regione per organizzare il tutto. E continuiamo a parlare di sanità. È stato presentato questa mattina nella sede dell'ULSS 9 Scaligera il progetto di restyling dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, atteso dal territorio da qualche tempo. Tra gli ambiti di intervento, la riorganizzazione delle attività e degli spazi, l'informatizzazione e la sicurezza. Ci sono state polemiche sull'argomento all'indomani di un volantino in cui la sezione locale del PD ha denunciato il progressivo depotenziamento del nosocomio della Bassa. Non si è fatta attendere la risposta dell'ULSS 9 Scaligera, che questa mattina alla stampa ha spiegato la situazione e le prospettive future previste da questa struttura ospedaliera. Vediamo. Un ospedale da sistemare e rendere moderno, questo è l'obiettivo dell'ULSS 9 Scaligera per il Mater Salutis di Legnago. Nell'incontro con la stampa per illustrare il progetto di restyling, l'obiettivo era proprio questo: raccontare i progetti previsti per il nosocomio della Bassa, al centro nei giorni scorsi di polemiche dopo un volantino del PD in cui invece veniva denunciato il progressivo depotenziamento.
Per il lavoro di ristrutturazione erano stati richiesti 35 milioni di euro alla Regione, che ha risposto con il quasi raddoppio dei fondi. Ora si potrà contare su 60 milioni di euro. 3 filoni per renderlo più moderno e al passo con i tempi. Quali sono? Sono tecnologia, infrastruttura edilizia e nuova organizzazione del lavoro. Tecnologia anche in funzione di come sarà strutturalmente l'ospedale, penso per esempio all'informatica e a tutti quei benefici che ne potrà dare nelle cure del paziente. L'organizzazione del lavoro permessa ancora una volta da una struttura edilizia diversa, e l'altra è la sicurezza sul lavoro, perché in tutto questo metteremo a posto sia la parte sismica dell'ospedale che la parte antincendio. L'ospedale di Legnago riveste un ruolo strategico nella rete ospedaliera per ampiezza e per capacità. Riguardo il tema delle assunzioni, sono oltre un'ottantina i nuovi contratti che verranno stipulati. Nel progetto di restyling è prevista la realizzazione di una piastra operatoria con 8 sale su un unico livello, di cui 2 polivalenti. Poi un potenziamento della rete Wi-Fi in modo da passare dalla cartella sanitaria cartacea ad una cartella digitale e ancora mettere a norma l'intera struttura dal punto di vista sismico e antincendio. Tra le eccellenze del Mater Salutis il reparto di cardiologia ed il progetto di telecardiologia, senza dimenticare i reparti di medicina vascolare, medicina nucleare e la radioterapia. L'ospedale è l'unico nella nostra rete ULSS 9, perché ci sono tanti altri centri in provincia dove è presente la radioterapia. Abbiamo da poco acquisito un acceleratore lineare di ultima generazione, sono circa 2 milioni e 200 mila euro di investimento complessivo, che ci ha fatto aumentare la produttività del 40%. A parità di macchine. Ecco, stiamo addirittura per partire con un doppio turno di lavoro, quindi anche il pomeriggio questa macchina lavorerà e si completerà ancora di più l'iter, in particolare per il tumore della mammella, per le signore, con dosi minori e maggior centramento.